Allora, detto ciò, quindi è No, però spiegato. volevo dire, Sì. giusto per capirci, diga non diga, ma guardavo sul dizionario, cioè dica si diga, io non sono idraulico, sono un perito elettronico, faccio momentaneamente politica, ma uno sbarramento di un corso d'acqua, dica si diga. Dopo ci sono quelli mobili, quelli fissi, quelli foranei, quelli, cioè, è una diga, quindi non mi preoccuperei che lei venisse chiamata diga, mi preoccuperei di rispondere al fatto è efficace, non è efficace e quella è la causa, risolve la cosa. Seconda questione politica, sì che la pongo, ma non a lei, la pongo, chissà che qualcuno l'ascolti, ma eccetera. Però quando questo progetto è stato discusso in Consiglio regionale molto tardi per interessamento dei comitati, della loro azione, ma insomma abbiamo fatto una discussione nelle commissioni, abbiamo fatto una serie di audizioni, c'era il professor Del Paus, c'era il consorzio, c'erano i progettisti, c'erano tantissimi soggetti, si era detto, se non sbaglio era luglio dell'anno scorso, ha detto 60 giorni, quindi settembre, quindi la ripresa a settembre, ci ritroviamo e fate le verifiche e vi rispondiamo. Cioè siamo arrivati a maggio, cioè voglio dire, la regione che è in mano al regione, il magistrato, cioè queste cose lasciano dei dubbi che sono delle dighe davvero importanti per la gente, perché uno No, ma gli viene infatti che bisogna sospetto chiarire che questo sotto sta aspetto. diga ci sia qualche altro interesse. Bravissimo, E quindi quello. bisogna essere chiari. Quello è un progetto che funziona, quello è una cosa che va, dovete ridirlo e nelle sedi, non voi, chi deve dirlo, nasconderlo fa crescere delle dighe davvero più pericolose di quelle dei flussi Un d'acqua. piccolo intervento, se posso, in risposta a quello che ha detto, è questo. Il progetto è un progetto della Regione Veneto, Sì. quindi non è che sia No, io parlo della regione, dico. sì, no, voglio dire, e la Regione sulle 5 ipotesi presentate Scelto quello. nel 2000 ha scelto un'ipotesi Ma non è stato in grado di motivare perché, No, mi perdoni. io No, non guarda, entro, guardi, proprio. no, non posso entrare La regione, nelle non lei, decisioni della Regione. la regione non è stata in grado di dire in un'audizione che era politica, dove c'eravate tutti voi, non è stata in grado di dire ho scelto quello perché è il migliore. I progettisti hanno detto ho scelto quello perché quello l'abbiamo scelto. Così davvero è. Cioè non ha detto perché abbiamo scartato gli altri, abbiamo scelto quello perché ci piaceva quello. non posso Cioè io da rispondere politico, se fossi uno che deve decidere e un progettista mi viene con questa cosa qui, scelgo quello perché questo mi piace, che sia perché il mondo agricolo, il consorzio, eccetera, quello lo boccerei, lo metterei in un angolo e farei fare un approfondimento, perché non mi hanno detto perché ha scartato gli altri. Non funziona più così. Siamo nel 2014, bisogna scordarselo quello che è avvenuto nel passato. Masiero, un attimo solo che sentiamo Masiero. Sì, è regionale, devo farlo. Aggiungerei che il progettista in quella sede non è stato in grado di indicare il motivo per il quale non è stata fatta un'analisi tecnico-economica quando è stato presentato il progetto nella Commissione Via della Regione Veneto, che l'ha approvato, e qualche consigliere in quella sede ha detto: signori, voi vi state sostituendo ai tecnici, cioè la commissione Via avvalla qualche cosa, quindi la commissione politica, che doveva invece nascere da una questione scientifica e tecnica per evidenti interessi politico-affaristici. Cioè è inutile che in questo paese si voglia far vedere quello che... Ci sono anche chiedo interessi scusa. nobili, cioè, voglio dire, però, Chiedo voglio scusa. dire. Dopodiché non è mica detto che tutte le cose in questo mondo vanno male e devono andare così, però almeno la politica dovrebbe avere il coraggio, e mi dispiace che oggi non c'è qualcuno che rappresenta la maggioranza, di usare le parole per dare le risposte, perché dicevo prima, quando la politica non è in grado di dare una risposta, di parlare, di fornire delle giustificazioni, la politica è morta. Entro nella questione specifica. L'analisi tecnico-economica l'abbiamo chiesta noi in sede di valutazione di impatto ambientale e l'analisi tecnico-economica che abbiamo chiesto è stata fornita con circa 5-6 mesi di ritardo e abbiamo dimostrato attraverso uno studio fatto da professori universitari che ha degli elementi fondanti fasulli, errati, profondamente diversi da quello che in effetti sono le cose. Rispetto alla questione, anch'io puntualizzo, Presidente, alcune cose che ha detto lei. In Adige non c'è assolutamente uno sbarramento simile a quello che stiamo valutando. In Adige si passa è uno sbarramento ad ali, è sommerso, fuori dall'acqua non viene nulla, tranne le teste dei piloni,
e sopra lo sbarramento dell'Adige, no mi scusi perché poi lei ha puntualizzato e io vorrei fare altrettanto, per una questione di verità e di coerenza rispetto a chi ci ascolta. Sullo sbarramento dell'Adige passano tutte le barche tutte le volte che vogliono, passano barche anche commerciali, mercantili, quindi non solo barche ad uso turistico. E invece qui cosa ci sarebbe? Cioè, spieghiamo chi... Le barche ad uso di qualsiasi tipo sopra lo sbarramento non passano, è prevista una conca di navigazione a lato che rispetto alle 105 unità di porto che servono a noi per passare il sabato e la domenica nei momenti di punta ne fa passare 25 circa. Che tipo di problematica poi si creerebbe a creare? Quindi Praticamente le 6 darsene a monte dello sbarramento, quelle che stanno quindi prima. sì, si trovano impedite ad uscire in mare. Questa è la sostanza, perché l'analisi stessa del traffico delle imbarcazioni, fatta anch'essa a seguito della nostra audizione alla Commissione Via, e io ringrazio il Presidente della Regione perché ci ha messo in quella commissione, ci ha dato la possibilità di parlare, cosa che non era mai accaduta prima da quello che mi è stato detto. Sostanzialmente in quella commissione è emerso che la situazione mette in crisi le 6 aziende a rischio chiusura. Cioè non ci sarebbe più l'interesse ad avere la propria imbarcazione in queste darsene perché sostanzialmente ci metti una vita per praticamente un passaggio a mare che oggi massimo. avviene per le barche minori che passano sotto i ponti della ferrovia della Romea in circa 10 minuti andrebbe ad avere dei tempi di percorrenza complessivi di oltre 1 ora e 20, 1 ora e 40. Lei capisce che siccome si va in barca per divertimento e non per lavoro, faccio la similitudine con gli sci, una persona va in una pista da sci, a metà della pista, una stagione per l'altra, trova uno sbarramento, deve togliersi gli sci, togliersi gli scarponi, fare una scala, superare una barriera, scendere dall'altra parte e andare a valle. È evidente che alla seconda stagione quel signore, ammesso che abbia comprato lo ski pass la stagione prima, non va più in quella pista. Sottolineo ancora alcune precisazioni. Nell'analisi tecnico-economica vengono messi dei dati che sono delle assolute sciocchezze, cioè viene detto per esempio che servono 20.000 tonnellate di calce per fare l'ammendamento dei terreni per portarli da alcalini a basici. Io vorrei avere dei supporti di tipo, come dire, probatorio di un'affermazione del genere. Perché lei che 20.000 tonnellate di calce all'anno, signori, è la produzione di una piccola cementeria. Cioè dovremmo avere in questi 40.000 ettari di cui viene fatto riferimento, dovremmo avere una produzione nei cementifici della Bassa Padovana, come dire, impegnativa solo per fare questo tipo di... l'ammendamento è praticamente il mescolare la calce per portare il pH salino a un pH basico del terreno. Tengo a sottolineare, siccome sono nato e cresciuto fra l'Isola Verde, la Punta Bacucco e i Colli Euganei, quindi conosco abbastanza bene il territorio, che all'Isola Verde ancora oggi, a 100 metri dal mare, si coltivano le carote, le patate e le cipolle. Sì. Evidentemente ci sono dei terreni nelle bonifiche che hanno meno 4 metri sul livello del mare circa, che sono torbosi e hanno l'effetto di risalita del sale che probabilmente non viene a più pareri detto dalla questione della risalita del fiume, del cuneo salino sul Brenta, ma sono depositi di sale dei paleoalvei che per effetto del costipamento della torba, siccome abbiamo dei forti substrati di torba, risalgono in momenti di siccità. Allora qui bisognerebbe fare un ragionamento se effettivamente l'opera che stiamo facendo e per la quale la comunità spende 22 milioni di euro serve effettivamente a quel tipo di difficoltà, oppure se per quel tipo di difficoltà il Consorzio di Bonifica e l'ente pubblico può, come diceva prima il Presidente Saldà, fare degli altri tipi di opere irrigue, cioè quindi di caricare di acqua dolce i terreni attraverso prelievi che purtroppo tolgono ancora acqua al fiume. Il ragionamento prima che mi piace sottolineare del professor Dal Paus è, attenzione, lo faccio in maniera semplice, porti pazienza, io non me ne intendo, attenzione, perché più acqua viene tolta dai consorzi di bonifica
a monte del consorzio del presidente Salvin, meno acqua dolce arriva al consorzio suo, di conseguenza abbiamo più bisogno di chiudere il fiume perché l'acqua del mare sale. E quindi di conseguenza si può dire che il problema del consorzio del presidente Salvin viene sostanzialmente prodotto da troppo attingimento degli altri consorzi. Conferma, professore? Beh sì, io sarei per un riordino complessivo dei nostri fiumi, perché penso sempre al Piave, anzi quando andai in commissione è perché qualcuno mi ha attribuito un'affermazione che io non credo di aver mai fatto, cioè quella per cui questo sbarramento avrebbe prodotto un altro Vajont. Assolutamente. Infatti volevo arrivare anche a quello. Io dissi molto più semplicemente che c'era la necessità di rivedere le concessioni d'acqua e di riesaminare anche con quali modalità noi irrighiamo il nostro territorio, perché se queste modalità nostre, no, fossero trasferite in Israele, no, quelli coltiverebbero 1 ettaro e invece quelli hanno fatto giardino nel deserto. Allora anche noi che viviamo in un paese in cui per fortuna nostra le risorse sono abbondanti, dobbiamo però ragionare perché cattivo uso che noi facciamo delle acque, nel senso che sprechiamo tanta portata, sia rivisto. Allora, proviamo a rivedere tutto questo. Può essere che sia possibile contemperare le esigenze dei consorzi che vogliono irrigare e anche le esigenze di chi sta più a valle, perché potrebbe chi sta più a valle vedere arrivare più acqua e quest'acqua naturalmente potrebbe essere in grado di tenere controllata la penetrazione della salsedine lungo la foce del fiume. Questo secondo me deve fare un saggio, non avanti come siamo andati avanti per 50 anni quando il problema non si poneva perché le risorse erano abbondanti. Io cito sempre il Piave, fu fatto il Vajont, prima che fosse collaudata la diga vennero concessi, se non ricordo male, 13 metri cubi secondo in più di portata da utilizzare. Il 9 ottobre successe quel che successe e in un paese secondo me normale, non il giorno dopo perché avevamo i nostri problemi, neanche il giorno dopo ancora, ma insomma dopo una settimana io credo che sarebbe stato significativo che la Regione emettesse un provvedimento che diceva non ci sono più i 150 milioni di metri cubi di invaso del Vajont, dobbiamo ritornare alle concessioni antecedenti. E invece questo non si è fatto, ma è ammissibile? È ammissibile? Io credo di no. Il risultato che produciamo qual è? Un fiume Piave che a valle di Nervesa fa una tenerezza infinita, no? E poi cosa produciamo? Baruffe tra i concessionari, perché è chiaro che quella portata concessa in più, sommata alle altre, mancando i 150 milioni di metri cubi di invaso del Vajont, non è compatibile con le risorse che il Piave mette a disposizione. Allora fanno baruffa fra di loro. Io dissi che forse le baruffe si potevano risolvere come una volta, con i duelli, con un'ordalia, perché con l'ordalia alla fine del duello uno non c'era più e ce n'era uno solo. Quindi molto rapidamente i contendenti si sarebbero andati riducendo e magari saremmo assassi sul Piave. Barbi, cosa dice? Lo voglio dopo salvare. Per quanto riguarda le risorse possibili, anche di queste possibili soluzioni, perché si presentano dei problemi sono soluzioni tecniche, ingegneristiche su cui non riesco a dare un contributo evidentemente. No, ma come idea, come si è fatto comunque essendo addentro a certe situazioni? Ma bisogna considerare un po' tutti gli aspetti. A me piace molto il discorso del professor Dal Paus del riordino globale, ecco, delle cose, quindi tenere in considerazione tutti i fattori, insomma, ambientali del sistema, non concentrarsi su una soluzione tecnica magari ineccepibile, che però non guarda nell'intorno, insomma, nel globale.
Salvan. Ma, io posso anche dire che accetto anch'io che ci sia un discorso globale e mi sta bene, ma quando lo facciamo, con che risorse? No, ma infatti qua voglio capire se in regione ci previene qualcosa, perché e in che intanto... punti, è quello che però voglio sottolineare. Oggi noi ci troviamo con un'emergenza che è un'emergenza paurosa. I fiumi che ho citato prima, il Bacchiglione, il Brenta, il Gorzone, il Canale di Valle, sono fiumi o canali artificiali, possiamo dire, nella loro parte terminale, perché nei secoli sono stati cambiati i loro siti per i quali vanno al mare e attraversano, perché sono pensili, un territorio ricco di paleoalvei sabbiosi, ed è proprio attraverso il greto dei fiumi, i paleoalvei, che l'acqua salata ci arriva. C'è una parte di acqua fossile, ma la gran parte è acqua che arriva quando la marea entra e prende il posto dell'acqua dolce alle foci dei fiumi. Questo lo dimostra lo studio fatto dall'ISE CNR Grandi Masse Nazionale, uno studio che è durato 7-8 anni, quindi non sono cose che dico io, sono cose riportate allo studio. Quello che si è tentato di fare è di dire poca acqua arriva da monte, perché per come noi non lo sappiamo, io del consorzio non lo so, gli equilibri a monte, io devo vedere cosa arriva da monte. Poca arriva, in certi momenti anche troppa, ma in certi momenti dell'anno poca. Quando ce n'è poca abbiamo questo fenomeno della risalita del conoscenza. Come lo possiamo affrontare? La soluzione che abbiamo oggi è quella. Se invece si dice facciamo qualcosa di più radicale, di complesso, che vada e parta dalle montagne, dalla Marmolada, adesso dico questa è quella che abbiamo, e andiamo a mare con riordino serio, vero? Sì, ma quando lo faremo? Quando lo facciamo? Io ho detto prima, citando l'altro evento che è successo sulle zone della Bassa Padovana con la bomba d'acqua, fra virgolette, noi abbiamo un fiume, un sistema idraulico che apporta le acque a mare degli anni 20. L'ultima sistemazione è stata degli anni 20, ma arriva dai veneziani che l'hanno fatto loro, quel sistema. Ed è cambiato il modo con il quale vogliamo abitare sul territorio. Una volta si accettavano qualche giorno all'anno di allagamento, oggi non si accetta più. Allora anche quelle strade le modifichiamo, questi sono dei grandi temi e va bene, quando li facciamo? Se li chiacchieriamo sempre e sappiamo che non li facciamo oggi per domani, oggi dobbiamo mettere quei cerotti che ci servono per andare avanti. Qui stiamo parlando di cerotti, professore. No, ma, quello che dice il Presidente ha una sua giustificazione, però quello che io inviterei a fare è un ragionamento diverso. E questo ragionamento diverso implica da una parte una rivisitazione dell'uso che si fa dell'acqua, perché le concessioni devono essere compatibili con il regime del corso d'acqua. E poi dobbiamo anche entrare nell'ordine di idee che noi abbiamo un territorio bellissimo perché è ricco di acqua di tutti i tipi. Non possiamo però pensare di poter coltivare fino all'ultimo metro dalla riva del mare. Ma lì stiamo parlando di nuovo di interessi. Dobbiamo renderci conto che ci sono parti di territorio che non sono vocate a questo tipo di utilizzazione. Allora noi dovremmo avere la fantasia, la capacità di intravedere quali sono le possibili utilizzazioni di queste parti di territorio. Tutto qua. Perché da una parte abbiamo il territorio che vogliamo coltivare, giusto, sacrosanto. Da una parte abbiamo un fiume che vorremmo vedere come tale e non come... Su quale si sono create anche delle attività, peraltro. A prescindere dalle attività del non ne abbiamo signor ancora parlato poi alla fine. Masiero, ma io credo che invece sia proprio in una visione complessiva dei problemi e dell'ambiente che noi dobbiamo arrivare a questo tipo di ragionamento. E si può incominciare a farlo domani, e se non lo facciamo da domani è perché non abbiamo voglia di farlo.
Secondo lei, che rappresenta la parte istituzionale per forza di cose, Oddio, insomma, vabbè, faccio fatica a comunque rappresentare la magari regione, però può avere il sentore di quel che avviene a livello regione. C'è stato un prendere in considerazione in modo più organico la cosa, con dei provvedimenti che possono, perché si parla ormai da tantissimo tempo di rischio idrico, idrogeologico, ambientale, di interventi, o continuiamo a navigare sui cerotti, mi permetta Masiro, ma il cerotto diga sbarramento, come si vuole chiamare, un cerottino. Faccio anch'io una battuta dopo riguardo del cerotto. Cosa ma dice? onestamente devo dire che la presa di coscienza, anche perché insomma mi pare che gli schiaffoni pesanti siano arrivati negli ultimi anni, per cui ci si è accorto pesantemente, per cui i danni di questo E sono botte. sono stati evidentissimi e in tanti settori, cioè, vuol dire, però non vedo, diciamo, che c'è generalmente, quindi qui faccio un giudizio più generale, cioè non c'è stata, accanto a questa consapevolezza che c'è veramente di bisogno di mettere le mani, non ho visto una reazione che vada in un ragionamento più organico, cioè vuol dire gli interventi, anche in molti interventi, anzi vorrei dire in molti cantieri deliberati, impegnati, non quelli fatti, che se ne sono fatti molto meno di quelli che si dovevano fare secondo me, forse perché erano complessi, bisognava farli da decenni, non si sono fatti, i soldi sono arrivati, si sono anche fatti fatica a spendere, cioè ne servirebbero molto in più, ma anche quelli che sono arrivati non siamo riusciti a spenderli bene o stiamo ancora lì per spenderli. Ma insomma, però non c'è l'approccio che ti fa vedere che sul giro Salvano dice sì, io sono per il ragionamento complesso, però ditemi quando riusciamo a dare una risposta ai miei problemi in valle. Vabbè, appunto, ma se avessimo cominciato a mettere ordine alle concessioni, agli interventi con una logica appunto di questa natura, potremmo già intravedere dei risultati, o li intravederemo domani mattina, senza spendere tantissimi soldi ulteriormente in opere che sono ovviamente dei palliativi, se non ci risolvono fino a quando? Cioè, vuol dire, quando riusciremo. E ovviamente l'altra è quella della risposta, diciamo così, economica, politico-economica, su un modello produttivo del nostro territorio. Cioè, voglio dire, le golene non ci si possono fare le case, ma forse neanche fare certe coltivazioni. Devono esserci, ma cioè, voglio dire, devono esserci delle aree naturalmente, siete lì vocate a delle esigenze naturali, ma voglio dire, dovremmo ritornare alla Repubblica di Venezia con i provveditori alle acque, cioè che tagliavano le mani a chi non faceva quello che volevano. I boschi, se andava uno a tagliarsi un albero, lì, non è che sopravviveva, no, quell'uomo lì. Dobbiamo tornare a questo? Cioè dobbiamo tornare alla rigidità di queste cose, perché lì forse c'era il difendere un interesse supremo. Ma l'interesse supremo oggi è quello di questa società, di questa economia, di questo ambiente. Cioè, perché non facciamo mai il bilancio complessivo, no? Cioè, salviamo quegli ettari, ma quanto ci costano? Assolutamente. Cioè, vuol dire, in Trentino hanno usato un altro metodo, cioè hanno i risorse, hanno pagato i coltivatori. Forse se noi pagassimo i coltivatori senza che i coltivatori coltivassero nelle zone che non devono coltivare, per cui devono fare gli sbarramenti perché coltivano, li paghiamo, costa meno e voi siete felici lo stesso, i contadini lo uguale, no? Cioè, non c'è un bilancio del genere, non c'è un ragionamento su una politica economica di questo territorio, no? Cioè, dove si può fare delle cose, questo dove preoccupa molto i cittadini. Ma qual è però in questa roba qui c'è una scala di priorità, no? Uno deve dire in cima cosa ci sta. Dovrebbe. Allora, vediamo cosa dovrebbe fare, poi passo la parola tanto a Masiro quanto anche al presidente Rovoletto di chiedere se è fatta, perché sono comunque coinvolte anche altre aziende. Pubblicità, pochi secondi.